Buonasera a tutti, visti voi, tengo de oggi, di due ore triulas, do a messe 20 kimbe, a se la scusare ieri è stato possibile, talmente di novas, ma vai a visita le hacker, quindi già programmata da prima, e quindi non fa chi ha proprio ad impere a suo dovere, insomma, ecco, e quindi cominciamo come su mese di triulas, a oggi e che andiamo già due. Ecco, vediamo se te, quando si presenta a dia si presenta di voi, bello questo chelo di Haitino, sopra di questa bella ida che in tutto questo scucolo intorno. Ecco, qua una un pacco del prosacurso, che inquadra del prosaida. Diamo su sta valle tra una rattoie, sole prenovina la sauna, poi coccolato in un pacco, e verso la 6 non mostrata su 20 procente probabilità del chi possa scappare carichi gutiu, ma 20 procente spacco, 33 gradi al massimo, 21 gradi minimo. Crasa, Iovia, Amoso 33 gradi al massimo, 21 gradi minimo, Amoso belle che coccolattedo potuto la dire verso la 6 è presentato un 20% di ortodie di probabilità delle abba, ma poca roba, insomma, quindi metta improbabile 33 gradi massimo, 21 la minima. Bene, andiamo al stoccamento, dove oggi è corsi 2025-2026, iscritti questo da scuola civica di Musa. 20 classi di strumento, docenti selezionati e motivati, lezioni collettive e individuali, esibizioni in pubblico, possibilità di registrare il tuo primo CD. Scopri tutti i nostri corsi su scolacivicamea.it. Iscrizioni aperte dal 1 maggio. E poi iscrivere, tocca entrare, scansionare questo codice CQR, oppure scrivere a me a Scuola Civica di Musica Piano Sauro o La Caletta, telefono 373 727 31 91, oppure andate a dimandare in comune o in biblioteca. Bene, vamos a le due dure, Zapatu Kimbe e Domenica Sese, Santo Iogliedu e due dure, San Giorgio Vescovo di Suedi in Sardo. Zapatu Kimbe, a Sasotto e Zero, Zambene Scorda Sortatolo, carne in umido, poi no, tutto carne in umido, pesta in umido non si poteva scrivere, va bene. Ore 21, Betty e Mario in concerto, quindi abbiamo vino sa musica, Zappatu Zero. Domenica Sese, ore 12, Santa Messa. Ore 13, pranzo. A Salvatore, corsa del Pizzinnolo, la carrera del Sospizzinnolo. Una bella novità, te costa ne siamo scontenti. Vediamo il manifesto che è data di Betty e Mario, Music Live, festa Santo Iogliedo de Dure, Mario e Betty, sabato, Music Live, Kimbe de Triulas. Bene, chi è Santo Iogliedo mentovo storico del Santo Iogliedo de Dure, che hanno scritto in castello sul secolo unici dai Luciferro e visse vivenzia Seraco de Sagleba, di una nobildonna, chiamata Mutila Greca, che di Ataere concedito la libertà a Giorgi per gli consentire di principiare sul cammino per il sacerdozio. A 22 anni Fiat è stato nominato Piscamo de Suedi, sede de Michele episcopale, documentata da su un secolo, due uniche del secolo, rovina dalla sua binni che hanno fiatti stato invece che tappare
in sa arcidiocesi del Castello. È morto il 23 aprile 1517. Secondo la tradizione, fiato nomine Piu Meta, uno pastore de anima l'ollecito e un traumaturgo, a issu l'attribuini di fatti diverso il miracolo. Di attà è liberato non sa del suo giudice del castello, Torchitorio, da Babboisi, Babbarossi, insomma, a Neososo. Di attà è risuscitato un pizzocco in Lottorai e sanato uno turpo in Ortulè. Per tutta questa cosa non batta a fonte certa, insomma, ecco. Sempre secondo la tradizione, l'Antoioglie di Attesa è stato interrata accanto a cattedrale, a questa cattedrale sua in Suedi, da chi come è sprobania del Santo Predu. Accanto a questo tempio raccattata Rupitico santuario dedicato a Santo Iogli, o il fedele venera su un loco in su quale si crede sagatete su sepolcro de su Piscamo. Bene, andiamo da innanzi, le fai da Pariglias in Luvula, sa di Chimbe, convegno a Saldecchia e Mesa in Salone Moreggio, e poi su Chimbe, sempre su Chimbe a Portaidie, a Spariglias, a Chimbe de Sero, e poi dopo la Spariglias a Balloso, a Sonette, il Santo Nicola. Amo su Battolo del Triudas, il cielo degli antichi, archeoastronomia nella Sardegna preistorica, Costantino Romanzesu, ore 20:30, conferenza Il cielo degli antichi, 21:30, e osservazioni ai telescopi, racconti, tramiti e astronomia. Andiamo a vedere i battaglie si stampa, gemellaggio Consuelli, nel nome di Santo Giorgeggio. Tutto pronto a Bitti per la festa in onore di San Giorgio Vescovo di Suelli. Nella chiesetta campestre le iniziative sono previste sabato e domenica, qua anche perché è attesa una folta rappresentanza da Suelli in virtù di un gemellaggio che unisce le comunità nel nome di Santo Giorgio e Dure. Come il santo viene evocato a Bitti perché il piccolo tempio è eredità dell'antico paese di Dure, estinto diversi secoli fa. Sabato sera alle ore 20 in programma la cena comunitaria a base dei piatti della tradizione, zambene, le cordas e ortato e carne in umido. Pezza in umido non esiste. Mannica carne, pezza non binnata. Seguirà il concerto di Betty e Mario, domenica a mezzogiorno la messa. Alle 13 il pranzo comunitario offerto dai priori e alle 16 la corsa dei bambini. San Giorgio Vescovo unisce Bitti anche a Sarroc, dove la statua più di una volta è andata in trasferta dalla sua chiesetta di Dure. Quest'anno la rappresentanza più consistente è attesa da Suelli, primo atto di un nuovo gemellaggio. Avremo su parentela. Todd e Comandini, no al fotovoltaico a Cagliari, e la governatrice: non permetteremo speculazioni. Il presidente del Consiglio regionale scrive al ministro Crosetto. Sabato sit-in contro il piano da 37 ettari di pannelli a Sant'Elia, e venerdì c'è la manifestazione di Santa Cristina contro l'assalto eolico. Città delle ciliegie, la più buona delle ciliegie, la più buona d'Italia, non sa citatela. Zacariasa arriva dall'isola. Tutta la Nusei festeggia il successo e guarda con fiducia al marchio IGP. Cariasa la Nusei. Tartucca e chiocciola, il palio dipende da loro. Stasera alle 19:30 la sfida a Siena. 8 fantini sardi e 9 cavalli nati nell'isola.
saranno tra i canapi. L'esito condizionato dalle due contrade acerrime nemiche e baciate dalla sorte. E quindi questo Palio de Siena, innovata Curritores e Caddo Sardo, Fantino de Curritore. Il cencio, quello che potrebbe essere un termine dispregiativo, uno straccio, un pezzo di stoffa, per i senesi è il sogno della vita, un segno che stasera si può materializzare se il cavallo con i colori della propria contrada farà tuonare il mortaretto di Piazza del Campo dopo 3 giri sul tuffo. E vabbè, amo rabidere Palio di Siena. Dermatite bovina, i focolai sardi salgono a 6, coinvolti 1179 animali. Per Bartolazzi servono vaccini e abbattimenti selettivi. Vertice in prefettura a Nuoro, 3 zone infette a Orani, nuovi casi a Sarule dopo Orotelli e Bottida. La busta paga non è più segreta. Allora, la lotta al divario salariale di genere, le imprese devono adeguarsi entro giugno 2026. Una direttiva europea consente di conoscere la retribuzione dei colleghi ed è giusto puro. Agricoltura, donne in aumento. La prima regione è la Sicilia, segue la Puglia. La regione con più imprese agricole femminili in Italia è la Sicilia, seguita da Puglia e Campania, mentre le imprese agricole e a conduzione femminile nella penisola nel 2024 rappresentavano quasi il 32% contro una media UE del 29%. Il 36% dei lavoratori autonomi è donna, in crescita rispetto al 34% del 2010. Vamos Novas poi, bonus edilizi, via al portale, è finalmente operativo il portale aggiornato bonus fiscali enea.it che consentirà di trasmettere all'Enea i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa ordinario. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate illustrati nei giorni scorsi dalla circolare numero 8/E sulla legge di bilancio 2025. Miniere decolla il piano, anche nell'isola. Sono 14 progetti di ricerca contenuti nel programma nazionale di esplorazione mineraria generale approvata dal CITE, distribuiti in 11 regioni, Sardegna compresa, ai quali si aggiunge la mappatura nazionale dei depositi dei rifiuti estrattivi prevista dal progetto PNRR Urbes. Ricerca in Sardegna, la Sardegna è il sito ideale per ospitare l'Einstein Telescope, la benedizione del Nobel Takaaki Kajita. Sono molto felice di aver partecipato all'evento ospitato dal Padiglione Italia ad Expo 2025 Osaka sulla cooperazione scientifica tra Italia e Giappone nel campo delle onde gravitazionali, perché credo che la collaborazione tra i nostri due paesi sia davvero molto importante, dice il premio Nobel Takaaki Kajita. Uno dei siti candidati per ospitare l'Einstein Telescope è la Sardegna, che abbiamo capito essere un sito ottimo per installare un interferometro sotterraneo per onde gravitazionali, perché l'attività sismica è molto bassa e anche la quantità di acqua sotterranea è minima. Il PM chiede 9 anni per i 4 imputati. Fu stupro di gruppo. Siamo dai danni, sa questione Grillo, insomma, e compagni. L'avvocata Giulia Bongiorno, parte civile, la volontà della ragazza non contava nulla. E quindi sono pettine 9 anni. Bene. Cantieri fermi nelle ore più calde, sì al blocco, ma serve un'intesa. Aziende
sorprese dall'ordinanza della regione, ok dai sindacati, Confappi, edilizia in pericolo, CGIL, ora norme strutturali, Coldiretti, aiutare le imprese. Il sole può uccidere e nell'isola scatta il piano di emergenza per salvare migliaia di operai al lavoro nelle ore più calde. L'ordinanza regionale che da lunedì scorso fino al 31 agosto ha imposto lo stop dalle 12.30 alle 16 a cantieri edili, aziende agricole ed in generale a tutte le attività professionali svolte all'aperto è stata raccolta con una collettiva soddisfazione dai sindacati, aziende, lavoratori e associazioni di categoria pronti ad unire gli sforzi per affrontare un'allerta meteo con pochi precedenti. Ma ora potrebbe arrivare la parte più difficile, quella di far osservare un provvedimento che giorno dopo giorno dovrà guadagnarsi il rispetto di tutti gli attori coinvolti. Luci e ombre, ci sarebbe piaciuto un maggiore confronto per prepararci, ammette Alessandro Vacca, direttore regionale della CIA Agricoltori, ferma restando la necessità improrogabile di affrontare l'emergenza caldo. Qualche critica anche la Confagricoltura, condivisibile lo spirito del provvedimento, ma non il metodo, che non ha previsto alcun contatto con le organizzazioni di categoria agricola. Cioè, vabbè. Una mappa per conoscere le zone più a rischio, creata dal CNR e INAIL, dovrà essere consultata ogni giorno dai datori di lavoro. Il blocco delle attività lavorative sarà affidato agli esperti e aggiornato ogni giorno in base alle previsioni meteo e alle stime di rischio scientifico calcolate. E quindi tutto da consultare pure questa mappa. Bene, colamus a politica internazionale, dazi, l'UE tratta, Fed e BCE, la Central Bank, contro Trump. La delegazione europea a Washington narrata si parte al 10%, ma la commissione non va oltre. Vabbè, insomma, Trump crede spuntare a Teroldazio, ma la Commissione europea è il mantenente. E vediamo intanto la contiera tra Donald e Musk. Ora Donald Trump minaccia Musk, chiuderà. La tregua tra Donald Trump e Elon Musk è durata solo qualche settimana. Dopo la lite pubblica e il tentativo di riappacificazione di maggio, il presidente e il suo ex first buddy sono tornati a scontrarsi duramente sui rispettivi social, scambiandosi attacchi e minacce, con il Ticon arrivato ad ipotizzare una possibile espulsione del patron di Tesla dagli Stati Uniti. Senza i sussidi, le sue auto elettriche, Elon probabilmente dovrebbe chiudere bottega e tornare a casa in Sudafrica, ha tuonato Trump facendo affondare i titoli della compagnia del 7%. A chi gli chiedeva se volesse deportare il miliardario, il presidente ha risposto: darò un'occhiata. Oh, ma cos'è una cosa e via. Macron, Putin, prove di disgelo, potete scrivere. Dopo 3 anni, contatto tra i leader di Francia e Russia, una conversazione di oltre 2 ore sull'Ucraina, ma anche su una possibile azione comune per Iran. Emmanuel Macron è tornato a parlare con Vladimir Putin per la prima volta da settembre del 2022, facendo capire di non voler lasciare a Donald Trump il monopolio del dialogo con il Cremlino. I resoconti alla telefonata fanno capire che sull'Ucraina le posizioni sono rimaste lontane. Macron ha ribadito il sostegno incrollabile della Francia alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina ed ha chiesto a Putin una tregua al più presto che permetta di avviare negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione durevole. Il leader russo ha ribadito le posizioni di sempre: il conflitto è il risultato delle
politiche dei paesi occidentali, che per molti anni hanno ignorato gli interessi di sicurezza della Russia e hanno usato l'Ucraina come una testa di ponte anti-russa. Vabbè, lasciamo perdere, vabbè, ma tanta gente è convinta di questa cosa. Kiev colpisce la flotta ombra di Mosca. Kiev praticamente bassa imbarchi su petrolio, però la chiata a girare tramite nave che ne bandiera. Incidente a una petroliera al largo delle coste libiche. Kiev, il nuovo misterioso incidente, il quinto nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno, ha coinvolto una petroliera che aveva fatto scalo nei porti russi. Un'esplosione a bordo del cargo, la Villa Mura, carica di 1 milione di barili di greggio, al largo delle coste libiche, ha provocato l'allagamento della sala macchine. L'intelligence ucraina non ha dubbi. La nave fa parte della cosiddetta flotta ombra russa, che trasporta l'oro nero di Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Oh yeah. Oh yeah. Allora, andiamo sull'ultima pagina adesso. Il tenore di oggi, Powell resiste alle pressioni di Trump. Powell è il presidente della banca americana. Nessuna urgenza di tagliare i tassi. Il presidente della Fed difende la sua linea. Gli effetti dei dazi non si vedono. Dall'ETS, questo ETS è una tassa su esa produzione di anidride carbonica, emissioni trading system, impatti devastanti per l'isola, cioè su senso che questa tassa su queste emissioni di CO2 anche andando a Sardegna che impattano su adesso scosto del trasporto. Confindustria Sardegna si rivolge a Tonne, porti il dossier a Bruxelles. Confindustria Sardegna lancia l'allarme sull'ETS e si appella alla Presidente Todde. L'associazione degli industriali ha chiesto alla numero 1 della regione di rappresentare con forza e urgenza, in occasione dell'imminente incontro con il rappresentante della Commissione europea a Bruxelles, la gravissima situazione determinata dagli effetti della direttiva ETS, emissioni trading system, sul trasporto marittimo per le imprese della Sardegna. La misura in vigore dal 1 gennaio 2024 prevede un meccanismo di tassazione progressiva sulle emissioni prodotte dalle navi, con impatto particolarmente grave per il territorio insulare, come la Sardegna. Grave per il territorio. Per la Sardegna, privo di alternative al trasporto marittimo, i danni economici sono insostenibili. A partire da ieri vengono applicati ulteriori rincari tariffari che si sommano a quelli già previsti nei mesi scorsi, generando una spirale di aumenti che sta mettendo fuori mercato interi comparti strategici della Sardegna, quali il manifatturiero e l'agroalimentare. In questo terminiamo la novela di oggi e nos damos questo appuntamento a casa. Allora, spartita la sigla, attivo l'intendere. Bene, a menso vedere di buona tutto da Bizzi TV, adiosu e mensus a casa.